Questa era... Abbiamo ancora l'intervento della provinciale di Cagliari, Antioco Di Sì. Prego, Antioco. Buongiorno a tutti, signor Presidente, signori consiglieri regionali, signori Presidenti delle comunali, gentili colleghi e signori delegati, a nome mio del Consiglio direttivo della delegazione della provincia di Cagliari vi porto un cordiale saluto e un augurio di buon lavoro. Un saluto particolare al rappresentante dell'AUPI nazionale e anche a Antonello Caccia che fa parte Nell'anno 2022, pur risentendo ancora degli strascichi dell'epidemia dovuta al Covid-19, ha segnato un'eccellente ripresa dell'attività di raccolta dell'AUPI provinciale di Cagliari. Nel mese di dicembre del 2021 il dottor Marino Gurgia, responsabile del SRC, ci comunicò che la Regione Piemonte nel 2022 avrebbe diminuito le unità di sangue da inviare in Sardegna. Le 1263 sacche consegnate in più al Bruzio nel 2022 sono state la risposta più frequente che la provinciale di Cagliari potesse dare. Per questi eccellenti risultati raggiunti dobbiamo ringraziare i presidenti e i dirigenti che nell'arco di tutto l'anno si sono prodigati per organizzare uscite straordinarie nel territorio e tutti i donatori. In particolare la comunale di Cagliari, Capoterra, Quattro Sant'Elena e Muravera si sono distinte per il numero delle sacche raccolte in più rispetto al 2021. Oltre ai comunali che hanno contribuito al raggiungimento di questo risultato, hanno contribuito a raggiungere questo risultato le forze armate, con le quali nel 2022 c'è stato uno stretto legame di collaborazione che ci ha consentito di concordare un programma annuale di interventi nelle caserme di Cagliari, 10º Manne Teolare. E dopo la riunione che abbiamo fatto con il Presidente regionale a Cagliari e abbiamo incontrato le forze armate, qualche altro si è svegliato e ci ha chiesto qualche altra uscita in più. I risultati di questo programma non sono mancati. Nel 2022 le sacche raccolte dai militari sono state 566, ben 271 in più dello scorso anno. Anche se cautamente nel 2022 siamo riusciti a riprendere la raccolta nelle scuole superiori e nelle università. Nonostante la paura del contagio siamo potuti entrare in alcune scuole superiori per la nostra opera di proselitismo. La raccolta tra gli studenti è cresciuta e molti di questi studenti e molti giovani soci hanno partecipato al concorso assegni di merito bandito dall'Avis regionale. Le sacche raccolte tra gli studenti maturandi del 2022 sono state 144, con una media di 1,84 donatore, poche rispetto agli anni pre-Covid, ma segno di una pur lenta ripresa. Nell'anno scolastico 2021-2022 l'Avis regionale aveva messo a disposizione degli studenti maturandi della provincia di Cagliari 32 assegni di merito. La nostra provinciale li ha integrati raggiungendone 66, lo stesso numero dell'anno precedente. Il Consiglio direttivo della nostra provinciale intende confermarli anche per quest'anno e proprio l'altro giorno abbiamo deliberato in proposito. A questi ottimi risultati registrati nella raccolta della provincia di Cagliari e Sud Sardegna non sono corrisposti quelli del Medio Campidano, dove raccogliamo per conto del centro trasfusionale di San Gavino. In questo territorio abbiamo raccolto 3.204 sacche, registrando una flessione di 375 unità rispetto all'anno precedente. Molteplici sono stati i motivi di questo calo: riduzione degli orari di raccolta domenicale e serali, difficoltà di connessione alla rete VPN, in particolare quando si raccoglie nelle automoteche, malfunzionamento del sistema operativo gestionale in uso al trasfusionale. A questo proposito sarebbe auspicabile che in tutto il territorio regionale si usasse lo stesso programma per la gestione della raccolta. Questo sarà un problema perché parlando anche con il dottor Argiola mi dice che questo è quasi impossibile.
Allora, questi problemi sicuramente saranno oggetto dei prossimi incontri che abbiamo in calendario con i dirigenti sanitari e i volontari del Medio Campidano. Nel mese di ottobre abbiamo portato a termine l'accreditamento del centro raccolta di Capoterra. Subito dopo abbiamo attivato la procedura per il riaccreditamento del centro di Via Talette, scaduto nel mese di giugno 2021, ma prorogato per 12 mesi in seguito alla pandemia per l'accreditamento dell'ex novo del centro di Doniova, in quanto scaduto nel mese di luglio 2019 e mai rinnovato. Non sappiamo per quale motivo. No, non è dimenticato. Io non sono molto ottimista come te. Nel mese di dicembre, quando credevamo che le due pratiche fossero a buon punto, la Regione Sardegna ha fatto conoscere i nuovi requisiti generali e ulteriori per l'accreditamento, molto più complessi e circostanziali. Ci abbiamo lavorato e grazie alla qualificata collaborazione del dottor Argiolas e del dottor De Sogus, rispettivamente responsabile scientifico e direttore sanitario associativo della nostra AVIS provinciale, siamo riusciti a superare le complessità che si sono presentate. Nel prossimo mese di luglio scadono gli accreditamenti dei centri fissi di Assemini, Decimomano, Sono Bisesto e UTA, e nel mese di agosto Villassono. Sicuramente mettendo a frutto le competenze acquisite saremo in grado di riaccreditare questi centri in tempi ragionevoli. Nel 2021 ci siamo reinseriti nei progetti di servizio civile universale organizzati dall'Associazione di Servizio Sardegna Solidale. Da giugno del 2022 collabora con noi un volontario che si è integrato molto bene nell'associazione, condividendo gli ideali e facendo con noi un percorso un proficuo percorso di formazione, dandoci un valido supporto. Nel prossimo mese di giugno lascerà Scusate, tutto il giorno. Capita. Allora, devo essere arrivato. Collabora con un volontario, vabbè, questo l'ho già detto, nel prossimo mese di giugno lascerà il posto ad altri 2 volontari che sono stati già selezionati. Nel 2021, per superare la mancanza di medici, col supporto dell'AVIS regionale abbiamo sottoscritto una convenzione con l'università che ci consente di avvalersi della collaborazione dei medici specializzandi negli orari liberi dalle lezioni. Per tutto il 2021 e buona parte del 2022 non abbiamo avuto problemi. Negli ultimi mesi, con l'allentarsi negli ospedali delle prescrizioni anti-Covid, gli specializzanti devono essere più presenti nei reparti e di conseguenza possono darci meno disponibilità. Perciò abbiamo difficoltà a coprire tutti i turni di servizio nelle uscite programmate. Abbiamo dovuto spostare qualche raccolta al pomeriggio e qualcuno purtroppo è stata annullata. In questo periodo stiamo selezionando altri medici con la speranza che in prossimo futuro non si verifichino più simili inconvenienti. Nello scorso mese di marzo, grazie alla collaborazione del dottor Argiolas e del dottor De Sogus, abbiamo firmato un documento di condivisione sulla gestione e controllo dei processi di raccolta di sangue e delle nuove componenti con i centri trasfusionali del Bruzzo e di San Gavino. In base a questo documento stiamo organizzando un piano di formazione teorico-pratico che coinvolge, oltre al personale sanitario della nostra UDR, anche quello del Bruzzo e di San Gavino. Ai medici e infermieri che parteciperanno al progetto verranno anche riconosciuti 50 punti di premio. Corsi di formazione e aggiornamento verranno organizzati anche per i dirigenti delle comunali, presidenti, amministratori e segretari. Queste iniziative ci permetteranno di avere un dialogo più costruttivo con i centri di prelievo con cui collaboriamo e formare un'equipe di personale sanitario più competente, al fine di migliorare la qualità e l'efficienza della nostra UDR. Grazie a tutti, arrivederci. Ora diamo la parola alla provinciale di Oristano
La presidentessa Leda Loredana ha incaricato Ignazio Porta per leggere la relazione. Non leggerò tutto quanto, darò le cose abbastanza essenziali che abbiamo fatto in ambito provinciale grazie all'impegno di tutti quanti i dirigenti, e questo ringraziamento va ai 29 dirigenti delle AVS della provincia che nel 2022 siamo riusciti a raccogliere 7.380 sacchi di sangue. Noi siamo una piccola Eureo, diciamo, noi facciamo delle raccolte dirette e grazie al lavoro, grossissimo lavoro fatto dal centro trasfusionale, siamo riusciti a fare 200 uscite quest'anno per il nostro territorio, pensando anche che il nostro territorio è abbastanza piccolo e soprattutto è molto popolato da comunali abbastanza piccoli, comunali con 500 abitanti purtroppo. Abbiamo collaborato con l'Avis regionale, soprattutto anche nel lavoro delle borse di studio per gli studenti, perché siamo riusciti, grazie anche al lavoro di alcuni professori che si stanno prodigando in questa sintesi di proselitismo al dono del sangue, abbiamo aumentato sia nelle borse di studio e sia anche che circa 50 studenti sono riusciti a donare il sangue quest'anno. Noi auspichiamo che questi 50 studenti, che non sia stata una cosa occasionale perché hanno fatto un giorno di ferie, no, ci auguriamo che ci siano in futuro a fianco a noi. Altro motivo che un po' ci preoccupa, purtroppo nella nostra provincia, è l'invecchiamento dell'Avis e questo ci deve far riflettere. Sì, noi diciamo ai giovani, chiamiamo i giovani, portiamo i giovani, è difficile convincere i giovani a fare un lavoro assiduo, costante, perché il lavoro che deve fare un dirigente avvisino deve essere costante nell'opera di proselitismo, altrimenti muore tutto. E molti giovani non è che abbiano tanta voglia di dedicare molto tempo, c'è il pallone, c'è andare in discoteca, c'è la ragazzina da accontentare, quindi sono molti i motivi che fa sì che i giovani non vengono a donare, però farsi dirigenti non ne vogliono sapere, e questo purtroppo penso che sia un danno un po' per tutte quante le AFIS comunali della Sardegna, l'invecchiamento dei dirigenti. Io sono uno di quelli, fra l'altro, infatti sto mettendo i remi in barca per andarmene perché è ora che qualcuno si faccia sotto. Quello che preme soprattutto per me personalmente è ringraziare, perché c'è una stretta collaborazione col centro trasfusionale grazie al nostro dirigente del centro trasfusionale, Mauro Murgia, che ha fatto un'opera grandissima, perché riuscire, nonostante la carenza di medici, a far fare 200 uscite con la notomoteca vuol dire un sacrificio non indifferente. Noi non è vero, noi la domenica usciamo, ma usciamo anche, facciamo 2 raccolte la domenica, riusciamo a fare. È questo che ci dà la forza di andare avanti. Bene, adesso vediamo un po' cosa hanno scritto qui. Noi continueremo nell'anno 2020 e noi speriamo che questa opera di proselitismo continui anche nella nostra provincia, che continui a aumentare, e siamo orgogliosi perché dalle statistiche fatte siamo la terza provincia che fa più donazioni, dopo Cagliari e Sassari c'è la nostra piccola provincia di Oristano, quindi questo è un merito che devo dare a tutti quanti i dirigenti delle nostre AVS comunali. Ok, i piccoli e grandi passi fin qui compiuti per una trasformazione positiva, continua e non stagnante sono fondamentali per un'associazione socialmente importante come la nostra. Un ringraziamento fa anche alla sezione dei talassemici di Oristano, perché loro ci aiutano a fare delle raccolte, sono delle raccolte che abbiamo intitolato le raccolte del cuore. Loro così in queste zone dove non è presente alcuna sezione Avis, loro riescono a fare la raccolta delle donazioni, e questo è un grande merito e per noi ci fa molto piacere che ci sia questa stretta collaborazione. Tra l'altro penso che nel nostro caso non c'è stata mai una carenza di sangue, soprattutto per i talassemici e tutto quanto, e anche questo ci inorgoglisce, vuol dire che il lavoro che stiamo facendo è un lavoro veramente ben orchestrato. Senza porci delle aspettative di grande miglioramento, potremo comunque prefissare come traguardo per il 2023 il recupero dei donatori che nel 2022 non hanno donato e incrementare la raccolta di sacche sangue intero da donatori avvisini.
A godere i benefici non saranno noi, ma tutti quei malati, dai talassemici ai pazienti oncologici, che da noi si aspettano un atto di generosità. Grazie Ignazio. Ora diamo la parola al dottor Murgia, responsabile del RSC regionale. Buongiorno a tutti. Io pensavo di dare solo i saluti, ma mi avete messo in mezzo a un sacco di cose, c'è un sacco di appunti da puntualizzare. Innanzitutto mi preme rassicurare Vincenzo, che dice che non è tenuto bene in conto, l'ADIS non è tenuta in conto dalla SDC, dalla struttura regionale. Io sono un donatore AVIS, continuiamo ancora a donare, mi occupo di AVIS a 360 gradi in tutti i casi, l'AVIS è sempre nei miei pensieri, per cui anche quando lavoro all'SDC mi occupo di AVIS, anche se magari può non sembrare, ma questo perché il mio lavoro in SDC è diverso da quello del funzionario di Ristano o della mia piccola sezione di Simagis. Il lavoro in SDC è un lavoro più, come dire, strutturale, non mi devo occupare di organizzare una raccolta sangue quando manca, questo spetta a ciascun trasfusionale allora al suo interno organizzare raccolte assieme all'ADIS o senza l'ADIS, in modo tale che la carenza di sangue presente in quel momento venga risolta. Per cui quello che dovrei fare io è occuparmi delle convenzioni con le altre regioni, e questo è stato fatto. Quest'anno abbiamo ripreso del sangue sia dal Piemonte rispetto all'anno scorso, sia dalla Lombardia, abbiamo fatto una nuova convenzione col Friuli Venezia Giulia, non siamo arrivati alla stessa quantità di 3-4 anni fa, però abbiamo ottenuto un numero di sacche sufficienti che grazie anche all'apporto dell'AVIS a livello regionale io sono sicuro che riusciremo a portare avanti, non dico di raggiungere l'autosufficienza, peraltro cosa non improbabile, guardate, anche a conti fatti ci sono delle piccole cose da fare, non delle piccole, delle grandi cose da fare. La prima è quella che vi invidio, è quella che sta portando avanti il dottor Argiolas e il dottor De Sovus in una ristrutturazione del sistema qualità dell'AVIS, e questo mi preme portarlo avanti anche a livello di centri trasfusionali, perché se veramente io riuscissi a portare avanti quello che voi state facendo in AVIS in questo momento, portare anche a livello di centri trasfusionali, il mio mandato sarebbe già più che sufficiente, già ampiamente soddisfatto, e questo è già una cosa importante. Vi dico che delle 110.000 unità di sangue trasfuse in Sardegna, togliamo subito le 50.000 che vanno ai pazienti talassemici, su quelle abbiamo anche qualcosa da fare anche lì, perché ci sono dei nuovi farmaci per i talassemici che possono determinare un minor consumo di sangue, ma dobbiamo lavorare molto sulle altre 60.000. Ci sono nuovi farmaci, nuovi studi che ci permettono di poter agire risparmiando delle unità di sangue che vanno dal 10 al 30% di queste 60.000 unità. Per esempio preparando le persone che devono subire un intervento chirurgico prima di portarle in sala, in modo tale che la loro emoglobina salga, che se perdono non debbano essere trasfuse, e risparmiare, come dicevo prima, dal 10 al 30% di 60.000 sacche comincia a essere una cifra che è quello che importiamo dal continente, per cui ci vorrà qualche anno, ci vorrà un po' di tempo, però guardate, l'autosufficienza in Sardegna non è un'utopia, questo mi preme raccontato. Voglio ricordarvi, la Regione Sardegna ancora non ha accettato, non ha ancora portato avanti quello che è l'accordo Stato-Regione per quanto riguarda le convenzioni. Qui vi prego, state attenti, perché vi dico già, in Sardegna l'anno scorso quelle 85.000, quasi 85.000 unità che abbiamo raccolto non sono state quelle prodotte, perché per il Centro Nazionale del Sangue, per quanto riguarda la convenzioni presenti, vengono pagate, vengono rimborsate le unità prodotte, non quelle raccolte. Abbiamo una differenza tra l'una e l'altra di circa 3.000 unità che non verranno pagate se voi non state attenti in questo. Se mi chiederanno, naturalmente l'assessore mi chiederà
un mio parere, io crederò che vi vengano pagate almeno le quote del proselitismo, perché voi avete portato il donatore, noi abbiamo portato il donatore, se quella donazione non è andata a buon fine non è colpa della sezione Alvis, anzi non è colpa di nessuno, perché probabilmente un donatore con un salasso interrotto che sta male impegna più il medico e l'infermiere in servizio rispetto a un donatore che invece in 10 minuti, un quarto d'ora fa la donazione e se ne va via. Per cui state attenti a questa parte qua, mettetela nella convenzione oppure chiedete alla regione di intervenire in questo. Fatevi pagare almeno la quota del proselitismo, e per chi anticipa le sacche, che non capisco perché poi le anticipi, però chi le anticipa deve avere il rimborso della sacca pulita. Almeno questo è per farlo. L'aumento delle donazioni in Sardegna c'è sempre, il problema è che non è organizzato, nel senso che abbiamo dei periodi in cui tutti i centri abbiamo tantissimo sangue e periodi in cui invece questa donazione crolla e noi abbiamo. E voi sapete benissimo che il sangue ha una durata di 42 giorni, per cui dopo 42 giorni l'abbiamo perso. Allora, questo tornando un attimo indietro, le sacche non pagate perché magari ci sono degli esami alterati per cui quella sacca risulta raccolta ma non prodotta, può essere, come dire, si può lavorare anche su questo, nel senso che la maggior parte di queste sacche sono eliminate perché ci sono degli esami, soprattutto l'emocromo, che non va bene. Per cui, innanzitutto, una più attenzione da parte dei medici e dei relatori per la selezione del donatore, perciò un'accurata selezione è la base di questo. Degli esami che possiamo fare, invece di fare la classica digitopuntura per l'emoglobina, che costa tra l'altro, ve lo dico, 1,98 € a esame, c'è la possibilità nelle raccolte di fare direttamente l'emocromo. Per cui se tu trovi il donatore che ha un valore di globuli bianchi alto, tale che la sacca possa essere scartata, non lo salassi. Vai avanti, quello guarisce perché sicuramente ha un'infezione batterica probabilmente o altro, oppure è un forte fumatore eccetera, non lo sa, si giorno, ti torna dopo 15 giorni a fare la donazione, guadagni quella donazione, non la perdi rispetto a un totale, come vi ho detto, quest'anno scorso di 3.000 sacche. L'altra cosa importante, la maggior parte delle sacche scartate in Sardegna che vanno a scadenza naturale, 42 giorni, sono di gruppi poco frequenti tra i pazienti. Abbiamo tanti donatori, per esempio di gruppo AB o anche B, e invece pazienti AB, che sono tutti sani, ne abbiamo pochissimi. Allora, laddove si può fare, Cagliari e Sassari soprattutto, cerchiamo di modificare la raccolta di questi donatori dal sangue intero, perché a un paziente AB posso dargli 0, posso dargli A, posso dargli B, a plasma, perché il donatore AB, mentre come sangue è il ricevente universale, come plasma è il donatore universale. Ci serve plasma AB. In generale ci serve tanto plasma, perché oltre a spendere quasi 5 milioni in mazie, la regione Sardegna ne spende altrettanti in farmaci plasma derivati, perché siamo carenti anche in questo. Per cui spostare i donatori, per esempio i portatori sani di microcitemia che hanno valori di emoglobina sui 13, 13,5, invece che sperare che questo limite scenda a 12,8, passiamoli al plasma e incrementiamo la raccolta del plasma, che è una cosa utile anche quella, anzi molto molto utile anche questa, visto anche il periodo Covid, l'uso indiscriminato di Gibena eccetera. Accreditamenti siamo messi male, perché la regione, il servizio della regione, dell'assessorato che si occupa di accreditamenti in questo momento è praticamente una scatola vuota. C'è addirittura a governare questo, visto le dimissioni della responsabile, della dottoressa Garao, adesso c'è un veterinario, che tra l'altro il mio amico lo conosco bene perché è di Arbolea, che sta facendo funzioni anche di quest'altro servizio, ma non ci sono valutatori. Abbiamo centri trasfusionali che non hanno l'accreditamento da 6 mesi, un anno, o quest'anno tra poco si vedrà un anno, stiamo andando avanti a proroghe così, ma non abbiamo le visite di accreditamento perché non ci sono tecnici all'interno della regione che vengono a fare le visite ispettive.
di cui tutti abbiamo paura, ma se non le fanno, se non vengono, non riusciamo ad andare avanti. Cioè, anche l'industria che produce i plasma derivati dal nostro plasma potrebbe anche dirci: basta, finiamo, se non sei accreditato non vengo più a raccogliere il plasma a te, per cui il plasma che noi produrremo non verrà utilizzato dall'industria. Cos'altro? Forse qualcosa ho perso. Forse il volontariato, stavamo parlando prima, ma ormai il volontariato questa cosa del RUNZ ha creato problemi anche a me. Non bastava prima il PDF, ci vuole il PDFA, non bastava la firma elettronica, ci vuole la firma CADES. Cioè, mi metto io nei panni di qualcuno volontario che ne so, 50-60 anni, che non conosce le pratiche dell'informatica, e so benissimo che cosa vuol dire questo. Tornando alle convenzioni, noi ho trovato un altro punto, Vincenzo ti prendi anche questo: quando fate le convenzioni con le singole AS, cambiate il disciplinare C, fate in modo che anche i medici dei trasfusionali possano entrare nelle raccolte, perché altrimenti questi non potranno spostarsi a fare le raccolte senza un'autorizzazione dell'azienda. Per cui tutte queste cose mettete nelle convenzioni che fate con le singole aziende. Devo rispondere a Mario Trazzi prima. Dove sei, Mario? Eccoti qua. Meno di 2 settimane fa abbiamo firmato una convenzione con l'ufficio scolastico regionale, il dottor Feliziani, per cui siamo autorizzati ad entrare in tutte le scuole. Lui ha immediatamente informato tutti i direttori degli istituti scolastici della Sardegna, devono obbligatoriamente far entrare medici, infermieri a parlare di donazioni. Sarà un obbligo per tutti gli istituti della Sardegna parlare di donazioni, per cui possiamo entrarci come vogliamo. Non avrai nessun dirigente scolastico che possa impedirti questo. Carbonia, non ricordo il nome del signore, mi rivolgo a Irma che è il consumaile. No. Grazie a te. Ok. Carbonia è un centro autosufficiente, non chiede mai sangue. È vero, certo, nell'ottica dell'autosufficienza regionale le raccolte si possono incrementare anche, secondo me. Adesso il dottor Zuccarelli non c'è più, Sandro Rigas tra poco se ne va in pensione, resteranno 3 medici, non potranno più fare neanche per le raccolte che fanno adesso, per cui saranno obbligati, l'ASL di Carbonia sarà obbligata a fare una convenzione magari con Cagliari, se riuscirà Cagliari a fare anche questo. Ok, parlate perciò non con Sandro, che non è lui, e con il direttore generale dell'ASL di Carbonia. Ma la Carbonia è commissariata? No, potrebbe avere un direttore generale, non può essere. Ma che non si sia dimesso. No, siete sicuri? Guardate, io so che non... No, dovrebbe averlo. Anche il problema è che non ha 2 centri trasfusionali, poi l'ASL di Carbonia ha un centro trasfusionale che è quello del SIRAI e un'unità di raccolta che è quella di Iglesias. sono 2. No, te lo dico perché neanche qualche giorno fa ho chiesto un appuntamento con la direzione generale dopo il sollecito di Graziano. Graziano. A breve penso di dover riuscire ad avere un incontro. No, la loro situazione è veramente... Sì. Perché non posso sentire, dopo che noi lavoriamo, tutta questa gente lavora e loro ci coltivano l'orticello dicendo che sono autosufficienti. Questo non lo accettiamo veramente. Assolutamente no. L'autosufficienza è regionale. Perché autosufficienti lo potrebbero essere tutti, quelle soprattutto ma Carbonia non può dire di essere autosufficiente quando in Sardegna importiamo 30.000 sacche da fumo. Questo non lo accettiamo. Ma non è l'IGAS che deve darvi il... No, non sto parlando di chi si dovrebbe occupare. E infine chiudo con il signor De Sì, non vuole più, perché lo devo ringraziare, ci siamo sentiti più volte al telefono, anche adesso per la storia dei militari che a maggio faranno l'esercitazione a Cagliari, in un gruppo interforze, per cui ci saranno molte raccolte da fare a Cagliari sicuramente. Voglio puntualizzare la storia dei gestionali diversi, che sarà impossibile unificarli perché è stata una pessima decisione della regione fatta nel 2008 quando ha introdotto il sistema SISA
con Elliot in qualche centro e ha lasciato Emonet nei vecchi centri, che sono i due gestionali in questione, doveva forzare la situazione e fare una scelta allora. Non è stata fatta questa scelta, ne stiamo pagando le conseguenze anche dal punto di vista della validazione delle unità. Marino lo sa bene perché ha fatto lui il piano sangue del 2019 che è stato procrastinato dalla Regione Sardegna. La validazione delle unità di sangue non ha ragione di essere fatta in ciascun centro studiale, va fatta così come mandiamo le NAT tutti i giorni a Cagliari o a Sassari per fare quell'esame, gli aggiungiamo un'altra provetta e ci fa anche gli esami della virologia e magari anche quelle del gruppo del CUMS. È una cosa anacronistica, lo prevede la legge che debba essere fatta una centralizzazione delle validazioni. Con i due sistemi gestionali abbiamo un sacco di problemi, non riusciamo a farla, per cui o lo fa e si adegua o altrimenti bisogna che venga proprio eliminato e si ripassa direttamente ai. L'altro, parliamo di Marino, la centralizzazione della lavorazione la vedo un po' più difficile. Ho proposto all'assessore di fare una cosa in due tempi, da 10 centri scendere almeno a 4, fare una sorta di 2 dipartimenti momentaneamente e poi passare a 2 centri di lavorazione che saranno giustamente Sassari e Cagliari. Infine, una risposta a Rina. Rina, quando fai bene a dire che i donatori non sono mai menzionati o i trasfusionisti non sono mai menzionati come ci sono degli interventi, degli interventi chirurgici, senza sangue non fanno niente, se il sangue non c'è, se non lo troviamo si blocca l'ospedale, non si blocca. Per cui, ma per dirti quanto siamo importanti, e per usare il termine di un collega, che tanto l'ha detto già 1000 volte, sicuramente lo sapete già chi è, noi trasfusionisti non ci sappiamo vendere. Per l'anno scorso di periodo Covid, o 2 anni fa ormai, la Regione ha dato degli incentivi a un po' tutto il personale, mettendoli per fascia. Anestesisti, giustamente, prima battuta c'erano loro, nelle camere esteri c'erano loro, i trasfusionisti sono stati messi in fascia G, assieme agli impiegati che lavoravano da casa in fascia G. Smart working, sì. Immaginate quanto siamo tenuti in considerazione. Basta perché mi sto emozionando. Volevo ricordare Dario anch'io. Mauro, ti volevo ricordare? Toccare Dario commuove un po' tutti, ma. Grazie dell'intervento, Mauro, sai che noi ci vogliamo bene, non da adesso, ma da quando eravamo ragazzini, così che ti conosco perfettamente. Purtroppo le lamentele te le devo riportare, ci mancherebbe. So che sei comunque un uomo di Abis, non è che lo sanno tutti, comunque vieni da una realtà che è la comunale di Simaci, dove lui fa parte, lui è un dirigente Abis, fino a poco tempo fa era anche presidente. Però purtroppo abbiamo queste difficoltà, abbiamo difficoltà con i centri trasfusionali. C'è chi lavora in un modo e chi lavora nell'altro. Io un po' di tempo fa, come noi Abis regionale, abbiamo chiesto un tavolo tecnico proprio per questo motivo qua. Le problematiche sono che certi centri trasfusionali riescono a darti gli esami in una settimana, certi riescono a darti in 3 giorni, certi si dimenticano anche, te le danno dopo un mese. Abbiamo dei centri trasfusionali che ti fanno determinate analisi, determinati esami e determinati non te li fanno. Abbiamo dei centri trasfusionali in cui ti chiedono che il sangue arrivi entro le 11, certi centri trasfusionali non vogliono più una raccolta al giorno. Queste sono tutte le problematiche che purtroppo quasi quasi ci dobbiamo accollare noi, i presidenti che sono lì all'interno, quando vedono i donatori dicono no, dovete andare via perché il sangue deve arrivare entro mezzogiorno, oppure non potete venire perché per questo motivo e per l'altro. Purtroppo noi ne subiamo le conseguenze. Purtroppo la provincia di Sassari la settimana scorsa
per motivi anche ancora più grossi, perché sono anche dei ritardi dei pagamenti. Queste cose succedono perché? Succedono perché, come dicevi tu, non vediamo considerati come dovremmo essere considerati, perché io mi metto anche dalla tua parte, perché dico, un medico, un trasfusionista non può essere dietro un altro medico, perché si accorgono solamente quando non c'è più il sangue, allora ricevono le segnalazioni dei talassemici, ricevono le segnalazioni che stanno saltando gli interventi, allora si accorgono che non esistiamo, allora vengono a chiederti con i ginocchi di andare a raccogliere il sangue, e questo non è giusto. Noi dobbiamo essere tenuti in considerazione come tutti gli altri operatori, anzi penso qualche gradino in più in alto. Questo è un po', penso, ma tutti ragionano allo stesso modo, perché noi qua tutta gente che oggi potrebbe starsene a casa tranquillamente, godersi la famiglia, oppure andare a farsi un giro in campagna. Stiamo qua, lottiamo per questo, però dobbiamo avere anche un minimo di considerazione. Io non c'è settimana che vado all'assessorato a bussare, perché veramente siamo io a volte mi vergogno veramente di certe cose che vediamo. Ti ripeto, noi la settimana scorsa, noi col presidente provinciale di Sassari abbiamo dovuto sospendere 2 raccolte, cosa che non abbiamo mai fatto, mai. Perché? Perché l'ASL della Gallura è in arretrato da ottobre dell'anno scorso che non danno lì alla provinciale di Sassari, e lì votano quasi 45 persone che a fine mese vogliono lo stipendio. Queste cose qua loro devono metterle in considerazione, capito? Veramente Mauro, sì, ma io capisco benissimo così. Io non è che tu sei il nostro punto di riferimento, è perché ho voluto che noi vediamo te come SRC, come il nostro il discorso degli esami. Purtroppo la legge ti dice che quegli esami come la glicemia, il colesterolo, queste cose vanno fatte almeno una volta all'anno, e molti giocano su questo almeno, nel senso che ad Oristano, fino a che non mi rompono le scatole, scusate il francesismo, io continuo a fargli gli esami di glicemia tutte le volte che vengono a donare. Però c'è qualche direzione generale che può dirti tranquillamente no, ti basta una volta all'anno, perché la legge ti dice una volta all'anno. Per cui in effetti vi dico anche che fare una glicemia in raccolta non ha molto senso, perché magari hai fatto la donazione alle 8, il sangue arriva al centro a mezzogiorno o l'una, da qui a fare l'esame per la glicemia non è più valida. Il colesterolo fatto ogni 3 mesi ha un senso veramente dal punto di vista clinico zero, per cui non è così importante. Non tutti questi esami sono così importanti, però molti vengono per cui lo vogliono. Tenendo conto anche che in Sardegna l'anno scorso abbiamo donato in 55.000 per 85.000 sacche, per cui abbiamo dato una volta a testa, per cui risulta quasi una volta all'anno che abbiamo fatto quegli esami. Lo zoccolo duro, che poi la dura, che dona 3-4 volte. Mi sono dimenticato l'altra cosa che mi hai detto. No. Parlavi prima di, anche se la parte informatica, di stampanti che non funzionano, e queste sono cose che però devono essere viste, cioè nel senso che voi avete, per esempio parlo di te di Sassari, sia Gallura che ha Eliot, Sassari, Alghero, Cozzieri che hanno Emonet, di nuovo Eliot 3000 Arcos. Allora, già a parte che Emonet non ha una parte dedicata al donatore, se non una parte modificata che non è proprio neanche di Emonet, eccetera. Però è necessario che voi abbiate i supporti informatici per poter lavorare, perché anche dal punto di vista dell'accreditamento, Marino che come me ha fatto il valutatore tanti anni, rietichettare le provvede, rietichettare le sacche al rientro dalla raccolta è fonte di gravissimo errore. Non si può fare questo, c'è il rischio di non essere accreditati e di non poter utilizzare quelle sacche di sangue. Perciò questa è una cosa che deve essere capita e è una cosa che noi chiediamo in continuazione in tutte le uscite. Io come il nostro presidente Antonio Stori, fine settimana riceviamo le chiamate dai presidenti, dal personale che non riesce, anche oggi è successo, non è che... Anche oggi anche a me hanno chiamato, non funziona la stampante, non abbiamo le etichette. Ma tu vai a spiegare al donatore, dobbiamo bloccare la raccolta perché non siamo qui. Il donatore ci sta mezz'ora, che poi va via. E chi subisce poi le lamentele dei donatori? Sono i presidenti, sono i dirigenti che stanno lì. Di conseguenza poi li riceviamo noi come responsabili. Bisogna che qualcuno si svegli
è che veramente... Se avete le etichette provvisorie, poi si utilizzano quelle, non è che devi etichettare le sacche, hai le etichette provvisorie e usi quelle. E ritorniamo al discorso che certi centri te ne danno 10 perché sembra che abbiano oro, non te ne danno più di quelli. Arrivi a metà raccolta, devi interrompere perché non abbiamo l'etichetta d'emergenza. Siamo a questi livelli, perché io chiedo, ma con forza veramente lo chiedo, un tavolo tecnico, perché ci dobbiamo incontrare noi, i direttori dei centri trasfusionali e l'assessorato, perché dobbiamo risolvere questa storia, perché non possiamo andare avanti così, noi ci stiamo facendo a pezzi, noi facciamo salti mortali in raccolta e non può andare avanti una cosa così, capito? Negli accreditamenti la stessa cosa, c'è gente qua che si sta svenando, si sta togliendo i soldi di tasca per potersi accreditare la sede, oppure non lo so, veramente è una cosa impressionante. I costi di gestione vanno retribuiti a chi mette il personale a disposizione, a chi mette il materiale, invece quelli poi non te li stanno riconoscendo. Sono tutte cose che poi alla fine la gente non è che lì perché deve fare gli interessi di cosa. Però avendo bloccato 2 raccolte, come hai detto tu a Olbia qui, chi è stato penalizzato? Il direttore generale? Non penso proprio. Probabilmente anche lui si è sentito penalizzato perché di domani stesso ha chiamato, anzi il giorno stesso. Sicuramente. Non siamo capaci a fare queste cose, intendiamo. Però alla fine un presidente provinciale non è che può mettere i soldi nel portafoglio per pagare gli stipendi dei dipendenti quando non abbiamo i soldi. Per forza di cose. Ma a malincuore veramente sono state fatte queste scelte, però le abbiamo dovute fare. Lo so. Le convenzioni andrebbero fatte uniche a livello regionale. Non è che ogni altro si fa una convenzione a parte, le fai unica, ti metti d'accordo tu assessorato, tu presidente regionale, tu presidente che hanno le 2 DR, vai e fai una convenzione unica, ma per tutti, non funziona così, mi dispiace, c'è uno slacciamento, c'è una confusione totale, cioè veramente poi alla fine uno dice ma a me come lo fa fare star lì La regione ti dice io ti ho dato la bozza di convenzione, tu devi usare questa bozza ma quella bozza di convenzione se la ricordiamo bene è grazie a qualcuno che ha riscoperto quell'allegato C, altrimenti le ODR non sarebbero potute uscire. L'allegato C va interpretato ancora diversamente come ti ho detto prima. Vabbè, oggi ci vorrebbe proprio un'intera giornata per spiegare tutto. Io la rifarei un altro incontro ieri, noi nell'assemblea regionale perché poi ci allunghiamo un po' troppo e poi torniamo però veramente un incontro io lo farei veramente con tutti qua presenti in modo che tutti sappiano cosa succede. Vabbè, grazie Mauro, scusa lo sfogo però diamo la parola al nostro direttore sanitario Marino Arviola. A chi? L'ho spento? Sì. L'ho spento. Allora, grazie innanzitutto al Presidente, al Consiglio direttivo per la fiducia che mi ha dato con questo incarico di direzione sanitaria di ASL regionale. Tra l'altro sono anche direttore. Va bene. Tra l'altro sono anche direttore sanitario dell'ASL provinciale di Cagliari. Allora, già si sente adesso, sì. No, io posso dire solo una cosa, così. Esiste un atto che si chiama Piano Sangue, che è stato fatto in collaborazione con i servizi trasfusionali, tutti, con l'AVIS regionale, perché ovviamente ho condiviso il piano sangue con le associazioni. Non l'ha fatto Marino Argiolas, ma è stato deliberato dalla Regione Autonoma Sardegna, è ancora valido, perché è valido fino a Mauro, mi sembra ancora un anno. No, altri 3 anni. Allora, all'interno di questo piano sangue, tra l'altro, c'è scritto che deve essere istituito un comitato tecnico con la partecipazione non solo dei servizi trasfusionali, non solo delle associazioni volontariate di pazienti, ma anche e soprattutto ho chiesto che ci fossero all'interno del comitato tecnico le direzioni generali delle ASL o loro delegati. Quindi esiste, c'è già, capito, voglio dire, c'è l'istituzione di un atto, è la regione che ha deciso che ci deve essere. Quindi probabilmente forse se un po' tutti premiamo dicendo che esiste già la possibilità di fare un comitato tecnico, non devono fare in assessorato chissà che cosa, basta fissare una data e convocare le persone che devono partecipare al settore tecnico.
Ecco, scusate, era una cosa tecnica, volevo intervenire a proposito di questo aspetto. Per il resto, niente, io posso solo che ringraziarvi ulteriormente. I dati che ho visto dall'anno scorso sono dei dati estremamente positivi. L'anno scorso abbiamo avuto un anno che è stato veramente, veramente difficile per i servizi trasfusionali e fortunatamente l'Avis ha risposto con l'incremento delle donazioni, perché altrimenti le situazioni che sono state già particolarmente critiche fin dal mese di gennaio che sarebbero state ancora decisamente più gravi, però non bisogna stare sempre attenti, perché per esempio nei primi 2 o 3 mesi come regione stiamo raccogliendo un po' di meno rispetto a quello che è previsto, se non sbaglio, vero o no? Quindi niente, vi ringrazio, ripeto, per quello che fate ovviamente tutti i giorni. Devo dire che io quando sono andato in pensione non volevo fare altro, volevo dedicarmi ai nipoti, ne ho 3, quindi credetemi, sono molto impegnativi, però non potevo dire di no all'Avis per il lavoro che hanno fatto per me, che abbiamo fatto insieme in questi anni, perché tutte le volte che ho avuto necessità, bisogno, io i pazienti hanno avuto necessità, bisogno, l'Avis ha sempre risposto presente in qualsiasi situazione, anche di enorme difficoltà, dovuta a tutta una serie di problemi che ovviamente attraversate tutti i giorni, che io ben conosco. Per cui grazie di nuovo e scusate questo piccolo inciso. Grazie Maria Nicola. Ora diamo la parola a Tonina Sebi, in rappresentanza dei talassemici, con cui io, la verità, quando posso e dove posso, voglio un loro intervento. Grazie. Grazie No, Grazie Vincenzo. Buongiorno a tutti, per chi non mi conosce sono Tonina Sebis, presiedo insieme al consiglio direttivo l'associazione che rappresenta a livello regionale le persone con talassemia di tutti i territori della Sardegna. Sono ben 14 luoghi di cura, 10 centri trasfusionali che li seguono e noi non possiamo che dirvi grazie giorno per giorno per l'immenso sforzo che state facendo nel nostro territorio, che è uno dei più generosi d'Italia, forse il terzo, dottor Muggia, forse non mi sbaglio. E io vi ringrazio soprattutto per una cosa, perché quando noi siamo nati, sì, il sacrificio dei nostri genitori, sì, il grande lavoro di medici, di ricercatori, ma se non ci fosse stato il vostro prezioso dono, il vostro prezioso gesto, vani sarebbero stati i sacrifici dei nostri genitori e vano il lavoro di professor Cao, di professor Caranello e di tutti i clinici della Sardegna che hanno lottato al fianco dei nostri genitori per salvarci la vita. Quindi oggi, a nome di tutto il consiglio direttivo e di ogni persona che in Sardegna vive grazie al prezioso gesto della donazione del sangue, che è un organo che voi state dando, un pezzo del vostro cuore, del vostro corpo, che sta infondendo vita in ognuno di noi, e non solo noi, ma tutte le persone che vivono grazie al sangue, i nostri anziani, chi ha un incidente, chi fa un trapianto. Ma la nostra specificità è che ne abbiamo consapevolezza da quando nasciamo, perciò più di tutti siamo riconoscenti, più di tutti capiamo il gesto che fate e il prezioso lavoro che svolgete, la fatica che state portando avanti in questo momento di crisi di tutta la sanità, non solo sarda, ma nazionale, perché il problema è la carenza del personale sanitario, perché il problema è che ci vogliono tante persone che vadano nelle scuole, che vadano dove ci sono gruppi di volontari, che sensibilizzino, informino, aiutino il prossimo, e ognuno di noi può fare la sua parte. E io qui in sala ho già contato 6 persone con talassemia e volevo chiudere l'intervento con questo motto che mi porto avanti da quando ho iniziato con dottor Murgia ad andare nelle Avis comunali dell'Oristanese. Noi doniamo perché viviamo di dono, e se lo possiamo fare
e grazie al vostro lavoro e a tutti i vostri collaboratori e a tutti i donatori. Grazie. Grazie Tonina. Abbiamo parlato di giovani, siamo in perfetto orario con la scaletta. Abbiamo parlato di giovani, adesso vorrei l'intervento della consulta giovani. Arriva Giada e c'è anche Grazie a tutti e buongiorno. Noi siamo una parte della consulta regionale giovani. Io in primis mi presento, mi chiamo Giada e sono la vice coordinatrice di questa consulta e membro effettivo della consulta giovani nazionale. Vi faccio presentare gli altri. Io sono Enrico, anch'io faccio parte della consulta regionale e anche della consulta nazionale. Buongiorno a tutti, io invece sono Massimiliano, faccio parte sia della consulta regionale che quella nazionale, faccio anche parte dell'esecutivo giovani nazionale. Vorremmo dire un paio di cose, a aggiungere a quanto detto prima. È vero sì che si sente che i giovani sono il futuro, però secondo noi invece i giovani sono anche già il presente, quindi come invitiamo i giovani a mettersi in gioco, invitiamo anche i dirigenti, i presidenti, i volontari e i responsabili a dare fiducia ai giovani, a cercare di coinvolgerli nelle attività e fidelizzarli al di là degli impegni. Non è impossibile, è fattibile. Cercate di utilizzarli come competenze, non vedeteli solo magari come numeri. E un grazie va a tutti coloro i quali hanno sempre creduto in noi dalla costituzione della consulta, ma anche ancora prima, da quando abbiamo iniziato i nostri percorsi nella vita associativa avisina. Un grazie ancora a chi tutt'oggi ci sostiene e ci supporta nelle attività, a tutti i livelli, a partire dalle nostre comunali, provinciali, alla regionale e anche alla nazionale, che crede molto nei giovani e ci sta supportando moltissimo nei progetti che stiamo portando avanti come consulta e come esecutivo. Grazie infatti in particolare al dottor Aguzzoni che rappresenta appunto la nazionale. Un grazie a tutti i presenti che ci hanno sempre aiutato, in particolare Rina che è stata una delle pietre miliari che ha sempre creduto nei giovani e ha dato tanto non solo a noi ma anche a tutti i direttivi e tutte le dirigenze passate. E noi di più perché c'è stata sempre una pietra miliare che ci ha sempre supportato in tutto e ha creduto sempre in noi. Grazie. A tal proposito, quindi il nostro intervento qua oggi è per sottolineare appunto l'importanza dei giovani nell'associazione e per dire che qua siamo qua oggi per anche ricostituire la consulta regionale, ma soprattutto da collaborare con i gruppi già attivi nelle provinciali, ma anche costituirne di nuovi, perché comunque non sono presenti in tutte le provinciali. Per questo motivo abbiamo steso una lettera proprio che vorremmo poi inviare alle provinciali per descrivere che cos'è la consulta regionale e per far conoscere al meglio le attività e il fine della consulta. Adesso vi leggo la lettera. Se stai leggendo questa lettera, hai un'età compresa tra i 18 e i 35 anni e sei iscritto a un AVIS comunale della Regione Sardegna. Per questo vogliamo invitarti a far parte dell'organo consultivo Consulta Giovani AVIS Regione Sardegna. L'obiettivo è di promuovere e sensibilizzare i più giovani ai valori della donazione del sangue e della solidarietà, farci portavoce dei bisogni dei giovani all'interno della nostra associazione e collaborare nella formazione dei giovani volontari. I nostri incontri sono un'occasione di continua di crescita e confronto a livello personale e associativo, in quanto collaboriamo attivamente con le iniziative della regionale e vorremmo collaborare con le consulte giovani AVIS già presenti nel territorio regionale e attuare sempre più iniziative proposte in collaborazione con la consulta giovani AVIS nazionale. Vorremmo riprendere l'utilizzo dei social creati nel precedente mandato della consulta regionale perché abbiamo un occhio di riguardo per i mezzi di informazione e crediamo in particolar modo i social che siano lo strumento ideale per comunicare tra noi ragazzi e far conoscere la nostra realtà. Per portare avanti varie iniziative che abbiamo in cantiere abbiamo bisogno di te, della tua creatività, energia, impegno e buona volontà.
Se ti abbiamo già convinto a entrare nel nostro mondo o semplicemente se sei curioso e ne vorresti sapere di più, puoi contattare la regionale inviando la tua candidatura via mail all'indirizzo. Ti aspettiamo. Quindi con questo rinnoviamo appunto questa richiesta e cogliamo appunto l'occasione per rivolgerci ai presidenti e ai giovani che sono già oggi e se volete anche a fine riunione siamo disponibili per ulteriori informazioni e eventuali recapiti se vorrete. Grazie. Dopo concludete. Dai. Saluto. Un saluto da parte del nostro consigliere nazionale. Oggi si vuole Ci vuole pregato. Buongiorno a tutti, grazie al Presidente, ma una volta che è presente il Presidente regionale, presente il Vicepresidente vicario di Avisi nazionale. Ma tu sei il nostro consigliere nazionale. Vi ringrazio, quindi lo faccio con molto piacere. Un saluto a proprio ogni singolo Presidente, ogni singolo dirigente, ogni singolo donatore. È un'esortazione, perché anche per tutto quello che, come dire, che è stato detto e che è stato ampiamente dibattuto. L'impegno è conseguenziale in questa associazione ed è anche totalizzante e qualche volta bisogna anche prendere posizione sulle circostanze e dirle, anche quando magari può non essere piacevole. Noi siamo bravi, siamo simpatici, siamo molto impegnati, ma non possiamo sostituirci a tutti, perché un'attività che dovrebbe essere complementare di Avis è diventata sostitutiva di tutti. Non voglio ripetermi sulle circostanze e quindi stavo riflettendo, non l'avrei neanche fatto questo saluto. Io ringrazio il Presidente di avermi dato l'opportunità, però la riflessione che mi è venuta proprio dalla giornata di oggi è che tutti gli attori, non solo noi, tutti gli attori di questo sistema devono contribuire, si devono spendere e devono prendere posizione, altrimenti non se ne usciamo, questa battaglia da soli non la vinciamo. Buona Avis e buona proseguimento assemblea a tutti. Ora diamo la parola a... Come? Ah sì, in conclusione, la leggiamo dopo l'intervento del dottor Aguzzoni, mi sa che sia anche in aula, in sala, la dottoressa Mula? C'è? No? Ah, ecco, ok. Ah, c'è anche Maria Giovanna Chieri. Ciao Maria Giovanna. No, io volevo lasciare solo per ultimo veramente il dottor Aguzzoni. Facciamo parlare la dottoressa Mulas, che è la consulente dell'assessore alla sanità, dottor Carlo Doria. Prego. Buongiorno a tutti, sono contentissima di essere qui, vi porto i saluti dell'assessore Doria e un ringraziamento anche da parte sua per insomma, la vostra collaborazione attiva con il sistema sanitario. Voi siete un pilastro e credo che insomma, la Regione ha voluto oggi tramite me portare un saluto e un ringraziamento per quello che fate e vi auguro insomma, buon lavoro. Grazie mille, grazie. Più presenza Grazie. Avremo modo di vederci più spesso ultimamente perché ci siamo incontrati l'altro giorno e proprio per quello che rispondevo anche a Carbone che c'è una nostra disposizione per avere un incontro anche per voi. Lei la verità è gentilissima tutte le volte che la cerchiamo, anzi ci sta risolvendo delle cose che pensavamo anche insperate. Grazie ancora. Grazie. Ora, non per ultimo, ma volevo che il dottor Aguzzoni sentisse le nostre problematiche, ma
tutte le cose che sono state dette in assemblea e vorrei che facesse per l'ultimo l'intervento. Dottor Agozzoni è vicepresidente nazionale. Bene, grazie Vincenzo, grazie a tutti voi e vi ringrazio anche per avermi dato l'opportunità di essere presente a questa vostra assemblea regionale. Quando l'anno scorso, con un po' di disappunto, Antonello mi fece presente che non c'era stato alla vostra assemblea nessun rappresentante di Avis nazionale, oltre ovviamente alla sua preziosa presenza, insomma, che anche con l'intervento e col saluto che ci ha fatto ha dimostrato, ecco, quanta efficace sia la sua anche capacità di interpretare, ecco, quelli che sono i bisogni dell'associazione Avis qui in Sardegna e in riferimento anche alle problematiche nazionali. Ecco, mi sono preso l'impegno dopo questo, come dire, fra virgolette un po' rimprovero da parte di Antonello, ecco, di essere presente alla vostra assemblea e sono felice di essere qui in questi giorni, dico in questi giorni perché sono stato accolto molto positivamente, con tanta ospitalità, con tanta accoglienza, ecco, dagli amici di Avis Budoni e poi dagli amici di Avis regionale. Mi ha dato l'opportunità, ecco, di conoscere la passione di questa terra anche proprio in rapporto al sistema trasfusionale e alle donazioni. Ecco, mi faccio aiutare da alcune slide, giusto per dire brevemente alcune cose. Intanto questa è una slide che ci propone sempre tutti gli anni il Centro Nazionale Sangue, che suddivide le varie regioni non per merito ma per dare degli obiettivi, e l'obiettivo nazionale che ci dà sempre il Centro Nazionale Sangue è quella che ogni regione, per garantire l'autosufficienza di plasma e sangue, dovrebbe raggiungere il livello di raccogliere più di 18 o almeno 18 kg di plasma per 1000 abitanti e 40 unità di sangue intero sempre per 1000 abitanti. Ora abbiamo quindi questa suddivisione in 4 gruppi: il gruppo 3 è chi raggiunge ambedue gli obiettivi, il gruppo 2 è chi raggiunge l'obiettivo della raccolta di sangue maggiore delle 40 unità per 1000 abitanti, e in questo gruppo c'è anche la Sardegna, che però è nel gruppo 2A perché è sotto la media nazionale per quello che riguarda la raccolta del plasma per l'industria, che come obiettivo nazionale per raggiungere l'autosufficienza sono i 18 kg per 1000 abitanti. Come media nazionale abbiamo però il 14,3, ecco, e nell'ambito del 2022, questi sono dati del 2022, ecco, però rimane sotto quel 14,3 che può essere ben raggiunto. E questo per dire che cosa? Per dire che l'avete sentito anche nei vari interventi che si sono succeduti, noi dobbiamo cercare di garantire l'autosufficienza di sangue intero, dobbiamo garantire l'autosufficienza di plasma. Il plasma è sempre più importante, importantissimo soprattutto nella regione Sardegna la raccolta di sangue intero, che è fondamentale per aiutare e sostenere ecco, la patologia della talassemia, che qui è presente in maniera imponente rispetto alle altre regioni italiane. Però ecco, come obiettivo nazionale abbiamo anche il raggiungimento dell'autosufficienza di plasma, perché lo abbiamo visto tutti anche col Covid, i farmaci plasma derivati sono sempre più importanti nella terapia ospedaliera. Abbiamo familiarizzato con le albumine, abbiamo familiarizzato con le immunoglobuline, ecco, e quindi obiettivo nazionale è che se noi raggiungiamo ora il 75% di autosufficienza per quello che riguarda il plasma e siamo dipendenti per il 25% per l'acquisto di albumina e di immunoglobuline dal mercato internazionale, che è un mercato internazionale in cui la concorrenza è sempre maggiore, ecco, dobbiamo porci l'obiettivo di raggiungere anche l'autosufficienza di plasma.
Nei vostri interventi ho riscontrato, ecco, tante criticità che avete ben fatto presente, criticità che purtroppo non sono solo vostre, ma che rappresentano e riguardano, ecco, diciamo così, l'intero territorio nazionale, quando si parla di carenza di personale sanitario e quindi di difficoltà a mantenere il livello della raccolta, quando si parla di invecchiamento della popolazione, ecco, e quindi una diminuzione dell'età, diminuzione della presenza dei donatori fino ai 35 anni e invece un aumento sempre maggiore della popolazione di donatori che supera i 45 anni. Il ricambio dei dirigenti e quindi la necessità, ecco, di garantire alla nostra vita associativa, che ha da una parte una forte presenza di donatori, ma peraltro, e io lo dico anche per la mia realtà emiliano-romagnola da cui provengo, ecco, la difficoltà ad avere, ecco, dirigenti di ricambio che siano in grado, ecco, di far ancora camminare e di dare prospettiva per i prossimi anni alle nostre sezioni. Così pure, ecco, le difficoltà alle nostre sezioni comunali, così pure le difficoltà riguardanti il RUMS che abbiamo subito come legge del terzo settore, che probabilmente ha un difetto originario perché si è apparificato all'interno di questa legge nazionale di riforma del terzo settore unitamente alle cooperative sociali, per cui quello che viene richiesto al volontariato è la stessa tipologia di impegno che viene richiesto di tipo burocratico ed economico e di formulazione dei bilanci a quello che viene richiesto a cooperative sociali che hanno fatturati e anche tipologie diverse da quelle che sono le nostre realtà associative. Ecco, quindi questo aggravio di burocrazia che ci è venuto addosso, che ci ha imposto 2 assemblee straordinarie per la revisione degli statuti, eccetera, insomma, e che però ormai siamo dentro questo calderone e dobbiamo in qualche modo venirne fuori aiutandoci vicendevolmente. Io raccolgo anche proprio le sollecitazioni che vengono date al nazionale e che il nazionale deve cercare di condividere con tutte quante le regionali per un aiuto sul territorio alle nostre sezioni, soprattutto alle piccole sezioni.